E agli altri anche. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Fino al rosso. Fino al rosso. Lo fate brillare fino al rosso? Ha Batteria. preso dalla batteria. Sì, certo, aveva bisogno di energia. Ti ho detto io. Quindi abbiamo parlato con questa entità che si chiama Lorenzo. Adesso mio marito cambia un'altra batteria e ovviamente ha voluto prendersi anche un po' di energia questo Lorenzo. Quindi è vero Lorenzo, ci confermi? Sì. Sì. Grazie comunque, siete stati tutti gentilissimi. Veramente delle grandi persone o dei grandi spiriti. Omertà, umiltà. Vuol dire che dobbiamo essere noi più umili o siete voi umili? Siete voi umili? Noi? Sì. Sì, noi dobbiamo essere umili. Voi? Ok, grazie Bravo. per aver risposto. Cercheremo di essere umili. Certo, noi siamo così. Che anima abbiamo noi? Come siamo? Siamo buoni? Te lo dico dopo. Anch'io ho capito così. Perché non adesso? Volevo sapere una cosa da voi gentilmente, sempre se è possibile che voi mi rispondiate. Io sento... Abbracciami. Io sento un'entità anche negativa. C'è un'entità negativa con voi? Ripeto la domanda, c'è un'entità negativa con voi? Questa voce è la vecchietta che sta qua. Posso dirti una cosa? Puoi mandare via le vespe e le api? Grazie. Attenzione però. Tu devi stare attenzione, amore, lì. Deve stare attenzione, Alessandro? È una brutta zona. Io ho sentito una brutta zona. Tu, amore? Per cosa? Perché? Dici, spiegaci. Perché? Allora è una brutta zona qui. Puoi farci ribrillare il K2? L'ha fatto. Lo puoi rifare di nuovo gentilmente? Puoi accendere le lucine? Così prendi anche un po' di energia? Ha detto che idea? Sì. Questa è un uomo molto Autoritario. negativo, sì? Quello di primo, sì. No, senti. Che hai visto? C'è qualche demone qui con noi, qualche spirito burlone? C'è qualche spirito cattivo? No. Hai paura del K2? No. Me lo fai ribrillare di nuovo gentilmente?
Chi è che vuole parlargli? Sei stanco, vero? Ok, ragazzi, noi vi salutiamo. E vi ringraziamo tantissimo. Vi ringraziamo tantissimo, di vero cuore veramente. Vi vogliamo bene. Oh, sì. Proteggete tutte le persone che camminano in questo luogo. Proteggeteli tutte. E proteggete anche a noi quando riandremo di nuovo per la seconda volta. Grazie. Guarda, guarda, guarda che brilla. Sei tu che lo fai brillare? Grazie mille, vi vogliamo bene. Vi vogliamo tanto bene. Siete delle persone squisite, veramente dolci di cuore, fino al rosso. Vero. Grazie. Faremo una preghiera per voi. Dai, vogliamo fare una preghiera per voi. Allora, facciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. Contenti? Siete contenti? Siete contenti della preghiera che vi abbiamo fatto? Contenti? Fai accendere l'ultima volta qua se siete contenti, dai. Dai, accendi il Così siamo K2. sicuri che siete contenti. Siete contenti, accendete il K2. Accendete il K2. Facci brillare il K2. Allora non siete contenti? Non lo fate accendere? Siete contenti? Sì, Ah, sì. ok. Tocca, Guardami. Guardami. se Certo ti che ti vedessi. guardi. Ti guardo. Tocca il K2. Dai, se tocchi il K2 ti guardi, io posso vederti solo se tocchi il K2. Fai accendere il K2 come prima, dai. Niente, saranno stanchi anche loro. Siete stanchi? Sì. Ok, dai, allora vi lasciamo in pace. Allora andiamo via. Eccoli, Eccoli, eccoli. eccoli. Ok, grazie. Grazie. Grazie, dai. Grazie. Accendili tutti e due. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Andate in pace. Andate in pace. Siete grandissimi. Ciao ciao. 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 Salutateci, ciao. Dai, dite ciao. Alla prossima. Un saluto da parte nostra o da parte loro? Un saluto, fateci un saluto. Cos'è? Ragazzi, Porca boia. abbiamo trovato dappertutto. Abbiamo trovato dappertutto. Direi che siamo soddisfatti del nostro lavoro. Io Tu, devo Lina? dire, io uguale. Uguale? Veramente abbiamo avuto grandi riscontri, ma anche insieme. Ecco. Cioè da sole Sì. e abbiamo avuto anche insieme Sì, a voi. sì, sì, Quindi sì. qualcosa c'è in tutte le Sì. case dove siamo stati ed è una buona zona. Io per trovare, attenzione, l'ape, che c'è un'ape, nel dito ce l'hai proprio, amore? Nella mano adesso. È un bombolo, non fa niente.
e praticamente ho sognato questo posto e niente, l'ho sognato, io e Alessandro andavamo proprio dentro a questi boschi e questi borghi abbandonati e mi sono sentita di andare, di approfondire di più in questi borghi qua. E poi ho chiamato la mia collega Lina, ho cercato su internet e direi che questo posto esiste veramente Ed è stupendo. ed è stupendissimo. Ringrazio Lina per la sua collaborazione. Di nulla, grazie a voi. Eh, Stiamo tornando a casa, adesso andiamo sul ponticello mobile.